Ieri vade la giornata, pasaremo un'eridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parenti amis, tutti insieme in te chiasutte, ascoltaremo une storiute, conti truc se mostri, ogni dì si fa così, tutto più mieldo gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta ferti anche alla mamma, tutto più mieldo gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta ferti anche alla mamma, e non sta là lontan lontan, sta ferti anche alla mamma. Ale un vinars da spomis di une giornate chialde dal mes di giugno. Chiara e Daria son contenti sin taltinelli Daria. E son da ora giù a forza 4. Botte sclop, cence motivi e salte l'elettricità in chiase. E in tu marilan, dut scu. Chiara? Ma che succede, Al? Chiara? Tu la senti, Chiara? Ma Daria, tu la vuoi tu cosedi? Quietiti, la luce tornerà subito. Chiara? Hai paura dal scoria? Nue pore, respira a plank. Daria, con coraggio va a cirì une chiandele e sul suo percorso e vio tal callus. Ma ci sono che sdo sbaluti spiccinini illuminadis. Chiara! Dove vuoi bicchiali? Oh, ma finissile Daria, chiale, alle dove vigli? Quietiti. Come? Us contin une des plui grandi sporis c'alveve Fri. Fri alveve une grande pore dal miedi. Une sere, prima di là a dormì, Fri alveve decidu di preparare per giuc la cena per i siei pipinoz. Dopo aver mettuto sulla tavola i siei pipinoz, si era mettuta a mangiare con loro. In che gnot, a un cert pont, ui, c'è dolors. Fri al voleva clamare subito il suo amico Ulli, ma al saveve che se gli al diseve Ulli al sare svolat via lì di Daria e Chiara avvisalis che Fri al stave male. Lor lo varesi inquartat subito dal niedi, ma lui aveva masse pore di lui. Botte sclop, la sua panza gli faceva sempre più male e aveva scominciato a vio di tutto colorato davanti ai voi e tanti slusutis. Il chiaffi girava e boom! Aliere colat partiere in svanimento. Dopo qualche ora Fri si era svegliato fuori, ma chi ha l'ansiator aveva veduto che si chiatava in un puesto strani. Non arrivava a capire la che era finita. Tutto in un momento si era vierte une porte e gli era arrivate une fantate che somigliava di une fade de neve, per via che gli era tutte vestute di bianco. E aveva due voi dolci e lo chialava con muse di ridi. Ma oves di sapere che non era une fade, ma ben une simpatiche dottoresse che svicinansi a Fri lo aveva tocchiato con delicatezza sulla panza. Gli aveva fatto qualche massagiut, une chiarecce sul chiavut. Gli aveva dato une medicine e gli aveva raccomandato di stare al chialt e di bevi camomile. Insomma, Fri alle guariti in poco tempo e dopodiché alla capito che i dottori non sono per noi tristi e che quando si sta male è importante farsi aiutare di loro. Ma si messa son biei come fadis. Ulli, c'è gusto di ti così contento dal giardino di mamma. E c'è biel di ti svoletà di qua e di là, con gli spaveis e con gli sas. Oh,
Si vede cosa stanta mis. Bottes clop, arriva un brutto insetto neri con vocciatis in tordi d'aria. Un ragno. E come cosa ves? D'aria, e c'è tante pore dai ragni. E come sempre, e schiampe via gigante come une mate. Chiara, e chiale la sene, e rid che mai vi udinle a cori di qua e di là. E i dis. È possibile che tu vedi sempre pore di tu, Daria? Alle dome un piccolo insetto, vuoi tu che ti fasi? Provi a pensare a c'è pore che puoi sveluita il bio di ti così grande. Oh, insomma, tu sei, non ne vorrei esagerare. Chiara, e io dammi una piccola besteutta. C'è vuole sto calzedi? Insomma, sfruz, con queste puntate ho capito che d'occhio vi impore di alc. E ho visto di sapere che l'amore è un'emozione che funziona come una voce dentro di noi, che nos dice di stare attenti e nos permette in queste maniere di evitare i pericoli. Così, o pod invio dilettant che una mia preziose che non si ude a evitare di fa o di robis che non può darsi infamare. Ma queste pore diventa un tic-tac adice e può essere impedinus di gioldi di robis bielis e utilis. Cui che la pore de saavs o da insetti, cui che la pore dal scur, cui dai puestieras, fin tremai la pore di noiesi amars. Lis poris a son tantis. Ducian lis lor poris. Il nostri consigli è che il di vivi ogni dì senza farsi chiappà di ansis inutilis. Duci ostacoli si pueden superare e lis poris si pueden vincilis. Fuerte il cur, oh sui pali de un evore, quanco hai tante pore, egli è grande dal sicur, mi fa spatia fuerte il cur, le han fruse genitors, le han anche giuadors, le han anche avocats, le han sioris e fantas, le han frutze genitors, le han anche giuadors, le han anche avocats, le han sioris e fantas. Grande come une balene, ti fa scrisui su per schiene, un, due, tre, una magie, fe la pore schiampe vie. Grande come une balene, ti fa scrisui su per schiene, un, due, tre, una magie, fe la pore schiampe vie. Fasin un giuc.
Viodin se si visais quali caierin gli sporis che ha avuto d'aria di lung la pontade. 1. Pore dal scur. 2. Pore dai Rains. 3. Pore de fantasimis. 4. Pore dagli ascensors. Gli sporis che ha avudis d'aria di lung la pontade a son stadis la numero 1, ven a stai la pore dal scur, e la numero 2, o ben la pore dai Rains. Viodin cumò se si visais di cui che alveve pore fri. O ves 5 seconds per chiata fur cui che fa spore al nostri amici. Fri, alveve pore de dottoresse. Le vevi occhiatade. Bras. Il picciul princip, egli è une de soparis mestris de letterature mondial, un dai libris plui voltaz, e cumò si luciate anche in grafie ufficial furlane. In gracis dall'intervent de Arlef, l'editor nota alla giuntata al libri anche la versione sonore. Tai 2 CD si può ascoltare la opera interie, lette di Andrea Zuccolo, col comment musical di Vittorio Vella, o podè stiatà la pubblicazione in tutis lis libraries dal Friul e sul sito www.nota.it. Il picciul princip al viaggio in tal spazi e in ogni planet cal visite al chiate personis differentis, tanti spicciuli stories che lo mettin a confront col mondo dai granchi. I granchi non capissin nue di bessoi e i frutin si stufin di sta lì sempre a di e tornadi. Visitant ogni planet, dall'asteroide 325 al 330, il picciul princip al va vie con l'idea che i granchi assedin un'evore stramps. Dal second planet, all'area sta un brauros. Ve chi che arriva un che mi rimirarà? Al vosà di lontan il brauros, subit che al viodè il picciul princip. Parvie che, pai brauros, che gli altri soms a son int che rimire. Buondì, dissale il picciul princip. Ho visto un chiappiel strani. Ale par saludà, E rispondè il brauros. ale par saludà quanche mi plausin. Per disgrazie, non pase mai nessun per chi. Ah sì? Dissale il picciul princip che non capì. Bat li mans, une con l'altre. Al consea allora il brauros. Il picciul princip al batté li mans une con l'altre. Il brauros al saludà con misure, alciando appena il chiappiel. Questa è un divertiment più grand che non l'ha chiata il re, dissal tra di sé il picciul princip. E al cominciare di nuovo a batti li mans une con l'altre. Il brauros al tornà a saludà alcianti il chiappiel. Dopo 5 minuti di provis, il picciul princip si stufà di quel gioco sempre compagni. e par che il chiappiel al coli partiere, Al domandà, ce si varessi al di fa. ma il brauros non lo sentì. I brauros a sentin dome i compliments. Mi sto par da bontant. I domandà al picciul princip. Ce vuoi al dire, Rimira? Rimiral vuol dire cognosci che io sono l'uomo più biel, più ben vistut, più siore e più intelligente al pianeta. Ma tu sei sbessol sul tuo planet. Fasimi che splasè. Rimirimi stes. Ti rimiri, dissale il picciul princip, Alcian su un tic li spalis. Ma c'è poi al giovati. E il picciul princip alle vie. E intant che alleve, fra di sé al disedome, i granchia son propri un grump stramps. Il pari di Pierutti disse a Sofì: Pierut, Pierut,
I rapinadores non sanno roba della macchina. E Pierut, pacific, non sta preoccupati, pai. Mi sono segnate la targhe. Saveso qual calè il colm per un mure d'oro? Vapore dal cimento armato. Mandi, figli. Sai tu, io ho imparato a chiavarmi tanti spori. Per esempio, ho imparato che la miglior soluzione per affrontare la paura dal scuro è se di che di... respirare forte per quietarmi prima di chiattare un pile o une candele. Hai anche imparato che i miei non sono mica tristi o pericolosi come che tutti pensi. Non suelen bene e i tengono anche dome in nostra salute. Hai tu capito, vedi? Sì, i tengono in nostra salute sia di dottori sia di veterinari. E hai anche imparato a non avere più paura dai Reins e dei sputiesis. Oh, mi pare che non sei di bere. Non hai anche mai imparato. Mamma, no! Ieri va della giornata, Vasarino le ridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parenti amis, tutti insieme in te chiasutte, ascoltaremo une storiute, conti giù se mostri, ogni dì si fa così.